Buongiorno a tutti. Questa è una conferenza stampa che in realtà non vuole avere un colore politico preciso. Si tratta di una richiesta che ho fatto al Presidente Ciambetti oggi, che riguarda la calendarizzazione di una proposta di legge di iniziativa popolare che è stata depositata, lo ricordiamo, il 30 giugno scorso e ha raccolto 9.072 firme dei cittadini del Veneto. L'iter è stato quello previsto, ovvero il 12 luglio è stato dato il giudizio di ammissibilità da parte dell'Ufficio Affari Giuridici e Legislativi di questo Consiglio regionale. Il 25 luglio mi sono adoperata tempestivamente per inviare una lettera alla Presidente della Quinta Commissione per calendarizzare questa proposta di iniziativa popolare, ma non ho avuto alcuna risposta da allora, ripeto, dal 25 luglio e oggi siamo a ottobre. Ricordo anche che era stata votata quasi a larga maggioranza una mozione sul tema che si riferiva all'epoca, più di un anno fa ormai, alla questione di Stefano Geller e chiedeva un impegno ben preciso alla giunta regionale, tra cui quello di garantire a tutte le persone che avanzavano richiesta di fine vita un percorso oggettivo, rapido e scevro da qualunque tipo di condizionamento esterno. Inoltre, a promuovere presso tutte le istituzioni il principio per cui il ruolo della politica è quello di garantire la libertà di scelta del singolo, astenendosi da qualunque giudizio ideologico. Questa, lo ripeto, è una proposta di legge di iniziativa popolare voluta fortemente dall'Associazione Luca Coscioni, portata avanti con grande impegno, con banchetti e tante firme raccolte. Con questa lettera che oggi vi sottopongo e sottopongo anche ai colleghi presenti dell'opposizione, tra cui vedo Arturo Lorenzoni, vedo Elena Ostanel e Cristina Guarda, proprio per la firma al fine di invitare il Presidente a sollecitare la calendarizzazione urgente della PDLR 217, perché credo che su questo tema non dovrebbero esserci, lo ripeto, condizionamenti, non dovrebbero esserci limitazioni, perché è un tema assolutamente trasversale. Tra l'altro, se vogliamo anche riprendere le parole del Presidente Zaia, si tratta di una scelta decisamente, lui dice, disdicevole, ovvero il fatto che non vi sia ancora una normativa non è assolutamente una cosa positiva e questi sono gli ultimi articoli di stampa proprio relativamente alle dichiarazioni del Presidente Zaia. L'iter, solo per ricordarlo brevemente a livello tecnico, nell'articolo 20 dello statuto del nostro Consiglio abbiamo una discussione in Consiglio della proposta di legge di iniziativa popolare entro 6 mesi. Dopo questi 6 mesi, ovvero passa al Consiglio anche per la discussione, quindi ci deve essere una discussione in teoria verosimilmente il 30/12/2023. Sì, 2023, entro quest'anno, esattamente 6 mesi dopo dovrebbe essere ci dovrebbe essere la discussione in questo Consiglio regionale. L'iter segue quello della legge regionale 1 del 73, quindi la necessità è quello che vi sia una discussione nella quinta commissione regionale, che è la commissione competente per questa materia, che ha il dovere di fare una relazione che è inemendabile all'interno di questa, ma che può essere emendabile, e quindi anche con questa relazione accompagnatoria dall'Aula e quindi dai gruppi politici che rappresentano il Consiglio regionale. Queste sono un po' l'iter, diciamo, le procedure previste. La proposta di legge chiaramente fa leva sulle tempistiche certe e le procedure certe per ottenere appunto la possibilità del suicidio medicalmente assistito.
un tema che scuote chiaramente le coscienze, un tema sensibile, però a fronte di una richiesta che proviene da più di 9.000 cittadini del Veneto, chiedo e chiediamo tutti insieme come opposizioni di calendarizzare urgentemente questo disegno di legge. Chiamerei i colleghi, se vogliono appunto firmare questa richiesta, al Presidente Ciambetti. Chi vuole farlo naturalmente, se volete. Sì, venite qua. Ci mettiamo. Volevo aggiungere 2 parole soltanto in sostegno alla richiesta, perché non c'è nessuna scusa perché non venga calendarizzata in commissione immediatamente, se non appunto una motivazione di tipo politico. Zaia ha una posizione molto chiara e così come in questi anni, sia nella scorsa legislatura che in questa, l'abbiamo visto convincere la propria maggioranza ad approvare di tutto, è importantissimo che oggi venga data una linea chiara, che venga discussa e che quindi il Presidente Zaia indirizzi la propria parte politica a dare dignità di discussione a un progetto di legge popolare. Perché non è un progetto di legge di una parte politica, non è un progetto di legge che viene abbracciato da una parte politica, ma è un progetto di legge presentato dai cittadini. Quindi si deve affrontare il tema e perlomeno discuterlo nelle sedi opportune. E quindi le difficoltà politiche che si rilevano adesso nella maggioranza che è divisa ci impedisce di discuterne, devono essere affrontate in una discussione fatta all'interno delle sedi competenti. Se ci sono difficoltà, lo si può superare anche a suon di maggioranza e non deve essere per forza la maggioranza eletta. Sì, aggiungo solo una cosa. Appunto, sapete che da tempo sto seguendo questo percorso. Quando abbiamo accompagnato qui la consegna delle firme con il Comitato Coscioni, eravamo presenti anche assieme a Geller, che tra l'altro credo che si stia muovendo per attivarsi di nuovo perché non ha più tempo di aspettare. Quindi io penso, e la domanda che vorrei porre alla maggioranza è se vogliono ascoltare il grido di dolore che arriva dalle persone che hanno bisogno di una norma certa subito, o se invece ascoltano la voce delle 2 o 3 persone dissidenti della maggioranza che hanno creato un intergruppo assolutamente oscurantista e che invece vuole portare il Veneto, tra l'altro, distante da quello che pare essere, no? L'opinione, diciamo, anche del presidente di questa regione. Allora, le voci sono 2: o si ascolta la voce dei pazienti che hanno bisogno di una norma subito, che potrebbero non vedere la norma approvata se noi andiamo al 18 di gennaio, potrebbero morire prima, oppure la norma va portata in aula prima del bilancio e quindi che permette in qualche modo anche a noi di fare un iter utile prima di entrare nella sessione del bilancio che sarà a dicembre. Le scelte sono 2, cioè o arriviamo troppo tardi e quindi vuol dire che abbiamo ascoltato le parole di un gruppo oscurantista, oppure arriviamo in tempo e quindi vuol dire che abbiamo ascoltato la voce dei pazienti. Domenica io ho sentito il Presidente Ciambetti proprio per chiedergli numi sul, diciamo, l'iter, il passaggio. Non ho ancora avuto una risposta. La lettera formale che inviamo spero abbia appunto invece l'esito di avere una risposta formale. Credo che però, appunto, se noi dovessimo ascoltare la voce dei pazienti, e voglio dire quel giorno quando abbiamo incontrato qui Geller portando le firme, io penso che anche trasversalmente alcune posizioni si siano aperte e quindi io credo che per il bene di chi sta fuori di qui, quello a cui dovremmo arrivare è un'accelerazione dell'iter per riuscire ad arrivare ad approvarlo, assolutamente non, diciamo, non far partire l'iter il 18 gennaio come da norma, perché sarebbe come dire vabbè questa cosa è andata in secondo piano, ma farlo arrivare prima perché, ripeto, aspettano delle persone che non hanno tempo di aspettare. E ritornando al punto centrale di questo progetto di legge, non è permettere a qualcuno di scegliere e chi non vuole scegliere invece è obbligato a farlo. Significa solo dare un'uniformità di norma
prendendo una sentenza della Corte Costituzionale e permettendo alle persone che stanno in questa regione, prima in Italia sarebbe a farlo, di avere un iter uguale ULSS per ULSS, con dei tempi certi, una commissione scientifica competente che riesce a uscire e a valutare la volontà e la libera volontà del paziente. Stiamo parlando semplicemente di rendere in maniera uniforme un modello che è stato approvato, appunto, è possibile, reso possibile da una sentenza della Corte, in una regione ed essere la prima a farlo, a favore di questo tema così importante del fine vita, su cui lo Stato è in ritardo, perché come sapete invece su quello non abbiamo ancora una norma nazionale degna di questo nome. Grazie Elena per aver ricordato anche la sentenza della Corte Costituzionale, che è un faro su questo tema, e l'impegno appunto anche da parte delle regioni, che dovrebbero appunto in via diciamo subalterna allo Stato provvedere in un tema così delicato, perché appunto è una materia concorrente della regione. Quindi la richiesta è quella di una calendarizzazione urgente, e lo ripetiamo, proprio per dare la possibilità a chi oggi ha una forma diciamo di patologia irreversibile e a determinate condizioni di autosomministrarsi un farmaco con chiaramente una volontà e una coscienza del fatto che implica questa decisione, proprio per garantire un diritto che è già previsto da questa della Corte Costituzionale, che in via sussidiaria, in via diciamo del tutto alternativa a uno Stato, decide di inserirsi in una materia di cui dovrebbe occuparsi il legislatore nazionale. La Regione però può farlo con la regolamentazione dei tempi e delle procedure previste per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Come diceva Elena, siamo stati la prima regione che ha applicato questa sentenza con il caso Geller, che come conoscete tutti ha chiesto la possibilità del suicidio medicalmente assistito, e l'ULSS a cui appartiene, in particolare la ULSS 7, ha dato la possibilità a lui di ricevere questo trattamento, di accedere alla procedura. Quindi perché non diventare anche la prima regione ad approvare la proposta di legge di iniziativa popolare? Lascio la parola ad Arturo Lorenzoni per le ultime considerazioni. No, grazie. Solo per ringraziare tutte le iniziative che ci sono state a favore di questa ITER, e quindi questa di Erika, quella di Elena e tutte le altre. Anche il Partito Democratico si è mosso su questo fronte, quindi va bene. Io vorrei sottolineare una cosa molto velocemente. Il non consentire il procedimento è una scelta violenta. Scelta violenta non è portare avanti, con tutta la criticità che ha, diciamo così, una scelta di questo tipo e il coinvolgimento della coscienza di ciascuno di noi, che è veramente profondo, ma il non consentire la possibilità di scegliere è una scelta violenta. E io non credo che sia una scelta condivisibile, come è già stato detto, all'interno della maggioranza di questo Consiglio. Quindi mi auguro che quanto prima riusciamo a poterne parlare in aula, facendo emergere la complessità, ma anche facendo emergere l'importanza di dare alle persone la possibilità di scelta. Io credo che questa sia una scelta di civiltà, e quindi quanto prima mi auguro che ne possiamo parlare. Quindi grazie dell'iniziativa, e mi auguro che il Presidente Ciambetti dia una risposta rapida e positiva, ovviamente. Grazie. Grazie a tutti voi per essere qui presenti. Buona giornata.